Uno spettacolo indecoroso è stato notato al villaggio Mosè da abitanti residenti che immediatamente hanno filmato con smartphone la scena all'interno di un centro di accoglienza in via Sirio, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Lo riporta stamattina il giornale La Sicilia e soprattutto i social che raccontano il fatto. Alcuni extracomunitari ospiti della struttura completamente nudi che ballavano sul balcone di casa tra musica ad alto volume, divertimento ed allegria. Sono scattati i controlli delle forze dell'ordine chiamati da residenti che vivono nella zona, hanno identificato i protagonisti della bravata, ma siamo certi che probabilmente non sortirà alcun effetto. Una situazione davvero incredibile che descrive la grande preoccupazione e la tensione di numerose famiglie ed abitanti del villaggio Mosè che protestano da quando questa struttura è diventata spazio di accoglienza per migranti in una località abitualmente frequentata da operatori economici, esercenti vari e soprattutto a 2 passi da strutture alberghiere esistenti.